Domenica dedicata alla solidarietà. Adesso c'è la consegna di quanto è stato ricavato dal Gentlemen for Life 2020. Ricordiamo che quest'anno c'è stato il progetto a favore della Casa delle Donne per non subire violenza Onlus, quindi chiedo sia all'avvocato Elisa Battaglia, che oggi rappresenta appunto la Casa delle Donne, e anche a Michele Canali di presentare questo progetto. Ricordo che con i fondi sarà adibita una stanza educativa per i piccoli ospiti che sono ospiti della struttura. Vi ringrazio moltissimo, sono qui a nome della Casa delle Donne di cui sono socia, nonché avvocata. Grazie alla bellissima e grande donazione di Gentlemen for Life potremo creare una stanza educativa per i piccoli ospiti che sono accolti nelle strutture protette, che sono edifici specifici ad hoc, che accolgono fino a 50 bimbi l'anno, bimbi e bimbe l'anno. E appunto con questa donazione si potranno creare delle stanze educative, come dicevi tu, che sono stanze adibite a studio, spazi ricreativi, accoglienza per i bimbi che vivono lì con le loro mamme, ed è un progetto non a termine, ma è un progetto costante, duraturo e usato ogni giorno, e che renderà la vita più facile, più allegra e più positiva per tutti questi bimbi e per le loro mamme. Quindi noi vi siamo molto molto grati. Grazie. Grazie, chiedo due parole anche al vicepresidente di Ipogruppo in merito al progetto che ha già illustrato l'avvocato. Sì, è stato veramente un bel progetto, durato un anno per un fine molto nobile, perché purtroppo la violenza sulle donne è in continuo incremento, e il fatto di aver contribuito alla creazione di questa stanza educativa per le bimbe e i bimbi che sono figli di mamme in pericolo, per noi è stato motivo di orgoglio. Abbiamo fatto una cosa molto leggera, molto frivola, ma è un quadro che andrà sulla parete della stanza proprio come simbolo di ciò che, come ha detto la dottoressa, parte ma non finisce qui, anzi avrà un seguito importante.